Renzo, salito per uno di quei valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del Duomo sola sul piano, come se non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto. E si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell'ottava meraviglia di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino. Noi ci troviamo sopra un'altra chiesa, precedente il Duomo. Siamo sulla chiesa di Santa Maria Maggiore. Sotto questo altare attuale stanno ancora le fondazioni di questa chiesa, che proprio nel XIV secolo, nel 1370 circa, subì una distruzione quasi totale a causa di un fulmine. E allora si trattava di ricostruire una delle due basiliche presenti nell'attuale piazza, Santa Maria Maggiore da una parte e più verso la piazza attuale Santa Tecla. I lavori per l'edificazione della nuova cattedrale di Milano iniziarono nel periodo di massimo splendore del gotico per le cattedrali, il 1386, per volontà dell'allora arcivescovo Antonio da Saluzzo. Il progetto era molto ambizioso e rispondeva, tra gli altri, al bisogno di affermazione e prestigio internazionale dei signori di Milano, i Visconti. Si decise di edificare una grande cattedrale là dove erano situate le due basiliche di Santa Maria Maggiore e Santa Tecla, un luogo che rappresentava non solo il nucleo sacro della città di Milano, ma anche il suo centro sociale e civico. Il progetto non fu così pacificamente accettato per tanti motivi, per tante ragioni, per tante difficoltà. L'idea più geniale di Gian Galeazzo Visconti fu quella di affidare tutta la vicenda del Duomo dal suo inizio nella sua futura costruzione, pensando anche che la costruzione sarebbe potuta andare avanti per qualche decennio, e quindi formò questa fabbrica del Duomo. La veneranda fabbrica del Duomo fu istituita da Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, nel 1387 per gestire il grande cantiere e seguire così tutti i lavori della costruzione. La sua decisione di utilizzare il marmo di Candoglia al posto del tradizionale mattone lombardo si accompagnò ad una vera rivoluzione di stile attraverso la scelta del gotico, che costrinse la fabbrica a ricercare ingegneri, architetti, scultori nei cantieri di cattedrali di mezza Europa. Giunta fino ai giorni nostri, la veneranda fabbrica è tuttora attiva nella conservazione e nel restauro architettonico ed artistico del Duomo e nel reperimento dei fondi necessari al suo mantenimento. Dopo anni di lavori, quindi di scavi sotterranei, cominciò a vedersi questa basilica, questa chiesa, che fu chiamata volutamente fin dall'inizio Duomo, casa. Duomo è casa dei milanesi, perché tutto Milano, tutta la città di Milano, fu convocata a costruire questa casa comune.
l'imprenditorialità che è tipica di Milano è espressa nel Duomo, espressa nella sua nascita, nel suo mantenimento e speriamo anche per il futuro, perché già anche, se vogliamo, la Milano, che non è certo la Milano del Medioevo, né la Milano della Signoria, né la Milano dei tempi napoleonici, c'è una Milano industriale che è la Milano dell'inizio del Novecento, ma c'è una Milano anche attuale della moda, del terziario avanzato, dell'editoria, della televisione, che è proprio la capacità di Milano di essere sempre al passo con i tempi, ma indirizzando poi anche la stessa capitale della moda che oggi è Milano. Se vogliamo anche fare un paragone magari un po' stiracchiato, ma se pensiamo alle Guglie, a quanto c'è di creatività nelle Guglie, nelle statue, nelle 3400 statue, questo vuol dire che oltre che spiritualità, ma c'è anche creatività, c'è Milano. Il progetto prevedeva la costruzione del Duomo sulla falda acquifera che garantiva la difesa da eventuali terremoti. Non certo per quelli di tipo ondulatorio, per i quali non c'era tecnica che potesse tenere, ma nel caso di un terremoto sussultorio, la falda acquifera avrebbe fatto da cuscinetto sostenendo la cattedrale. I terremoti, infatti, sono stati episodi di tanto in tanto ricorrenti nella storia di questo terreno, ma mai provocarono danni gravi. Come era di prassi, si partì dalla costruzione dell'abside, con le sue meravigliose ed imponenti vetrate. Si proseguì verso il transetto e le prime campate delle navate, lasciando in sospeso l'annoso problema della chiusura della volta. Si creò subito un piccolo locale che è l'attuale sacrestia settentrionale, importante perché fu il primo modello di quello che sarebbe dovuto essere l'insieme del Duomo. La sacrestia aquilonare è uno degli spazi più antichi all'interno della cattedrale. Si chiama aquilonare perché si rivolge a settentrione, da dove veniva il vento aquilonare. È uno dei primissimi spazi costruiti su delle preesistenze molto più antiche. Al di sotto del pavimento, infatti, si trova il battistero di Santo Stefano alle Fonti, dove fu battezzato Sant'Ambrogio, prima di diventare vescovo della città. Ci troviamo davanti al nucleo che per primo è arrivato ad essere completato e che contiene tutte le suggestioni e le leve emotive ed architettoniche che chi ha concepito questo grande progetto ha messo poi in atto. Un racconto quindi fatto principalmente giocando su tre grandi registri suggestivi ed emotivi. La scultura, il portale ricchissimo con due momenti diversi del racconto divisi da un cielo stellato, quindi l'architettura terrena e poi quella divina. L'ornato finissimo di Giacomo da Campione verrà poi ripreso in grande, no? Sulle falconature, sulle guglie del Duomo, ma in nuce è già tutto lì. E le pitture di Giovannino de Grassi completano e completavano con una ricchezza di colori straordinari. Abbiamo ritrovato in archivio tutti gli ordini d'acquisto del lapislastro, della lamina d'oro. Completavano quindi l'emozione di chi, trovandosi qua davanti, stava per entrare nel primo ambiente concluso che il Duomo era riuscito a finire. Le tre figure piccole ai piedi del Cristo nella parte alta del bassorilievo sono Gian Galeazzo Visconti, la moglie e il figlioletto che con le mani congiunte rivolge una preghiera, perché qui all'interno della sagrestia Gian Galeazzo riceve l'investitura imperiale, quindi è un luogo al solito nel quale fede e politica si mescolano, come un po' sempre in Duomo all'inizio della sua avventura. Possiamo entrare e vedere quindi anche gli altri elementi sui quali la sagrestia e poi tutto il Duomo è giocato per attirare l'attenzione dei visitatori e dei fedeli. Ad accogliere il visitatore all'ingresso della sagrestia aquilonare c'è lo straordinario pavimento che è in realtà il primo pavimento del Duomo. Sono stati ritrovati infatti i mandati di pagamento, risalenti al 1407, fatti a Jacopo Morando, autore del modello sul quale il pavimento poi è stato realizzato. E anche in questo c'è un cliché classico del Duomo, cioè l'artista raffinato al quale si commissiona un esempio e poi le maestranze della fabbrica che in modo più anonimo ma altrettanto perfetto riproducono
come un pattern ripetuto insistentemente. In questo caso sono due gli elementi principali: la lastra ottagonale che contiene la stella di David e lo chiamiamo martello, che divide una lastra ottagonale dall'altra. Abituati come siamo oggi a muoverci e a compiere azioni economiche soppesando sempre con grande intelligenza, no? E attenzione ai rapporti causa-benefici, sorprende a me personalmente vedere come Jacopo Morando ha immaginato questa stella di David, perché per darle profondità ognuno di questi elementi, di questi filetti neri sottilissimi che sono realizzati con una pietra molto dura, il nero di Varenna, ognuno di questi filetti è diciamo sagomato come una L che si interrompe quando riparte la L successiva, e l'angolo acuto al vertice di questa gamba della L è veramente acuto. Io sono convinto che per realizzare con gli strumenti del 1407 un singolo di questi elementi che poi intrecciati compongono la stella di David, per farne uno ne avranno buttati via 4 o 5. Quindi non c'è rapporto, no, fra le possibilità e l'occupazione del tempo. Lo si ritrova qui perché tutto è finalizzato all'eternità, un tempo infinito nel quale le cose devono continuare a fare la figura incredibile e sorprendere, no, come nel primo momento, e poi rimanere così nel tempo. Questi intarsi sono riportati in una lastra madre di Candolia, spessa circa 6 cm, la lastra viene scavata e poi, come vi dicevo, il nero di Varenna o il rosso d'Arzo vengono inseriti come delle tarsie con un lavoro finissimo e, come si diceva, insomma, ripetuto con grande continuità, che ha caratterizzato poi tutto il resto della fabbrica del Duomo per quanto riguarda le superfici come quella del pavimento anche all'interno delle navate. Ora è tornato a essere ripulito, ci si può ovviamente camminare, ed è stato fatto qui un intervento diverso da quello che di solito facciamo in fabbrica, perché normalmente quando qualcosa si logora all'interno del Duomo viene sostituito prontamente con la stessa tipologia di marmo di cui abbiamo disponibilità. Ecco, in questo caso, d'accordo con la soprintendenza, invece si è deciso di mantenere, conservare, attuare un restauro conservativo di questo pavimento e intervenire sostituendo solo le parti che appunto necessitavano di essere sostituite. L'emozione della visita alla sagrestia aquilonare e in piccolo poi in grande a tutto il Duomo si completa con lo sguardo che dal pavimento sale lungo le superfici candide del marmo di Candolia che abbiamo appena ripulito. Vedete, il cantiere di restauro è finito in questi giorni. Lo sguardo sale lungo le superfici candide del marmo di Candolia e arriva fra i costoloni delle volte a traguardare il cielo azzurro, che nelle volte delle sagrestie è ornato anche da delle grandi figure, angeli, cherubini, mentre in Duomo sono motivi geometrici ormai offesi dal tempo e resi difficilmente leggibili, ma era un traforo solo geometrico dietro il quale il cielo azzurro richiamava lo sguardo verso l'alto, esemplificava in qualche modo l'albero della vita che ha le radici verso il cielo e la chioma verso il basso. Con il restauro sono tornati allo splendore iniziale il marmo di Candolia e soprattutto i colori leggeri delle figure degli angeli che decorano le volte, realizzati nel 1610 da Camillo Procaccini, dopo che la sagrestia aveva subito nella notte di Natale del 1600 un pesante incendio. Già attivo all'interno della cattedrale e voluto da Federico Borromeo, Procaccini ha decorato la superficie delle volte con degli angeli che reggono simboli liturgici utilizzati durante le celebrazioni, perché questa era la sagrestia dove i sacerdoti si preparano e dove sono contenuti tutti gli oggetti utilizzati durante la liturgia. Il restauro è stato realizzato da 3 ditte di restauratori differenti, la dottoressa Zamolini per la parte delle volte e delle pareti, la dottoressa Parnigoni invece per la parte del pavimento e invece la ditta di Eros Zanotti per il restauro del portale. Tutte queste 3 restauratori hanno collaborato con la fabbrica del Duomo, con gli operai della fabbrica del Duomo, in sintonia e in collaborazione sempre con la soprintendenza dei beni culturali.
Come tutte le basiliche antiche, anche questa è rivolta verso est, verso l'Oriente. Ed ecco allora che il Duomo fu pensato come un camminamento nel tempo. Le colonne del Duomo sono 52, come 52 sono le settimane dell'anno. 52 settimane da attraversare con lo sguardo verso il cielo. Per questa ragione le 52 colonne fin dall'inizio furono pensate con i capitelli che riportano le diverse figure di santi. Dico fin dall'inizio perché in sacrestia aquilonare, quella sacrestia settentrionale, ha le decorazioni nei capitelli delle colonne, come sarebbero dovute essere qui. Alla fine del 400, i più grandi architetti e artisti del tempo, tra cui Leonardo da Vinci, si cimentarono nell'impresa della progettazione del Tiburio, che fu completato tra il XVII e XVIII secolo con la Gran Guglia. Siamo sulla copertura del Tiburio, il cuore del cantiere Duomo della veneranda fabbrica di Milano. La Guglia Maggiore è ultimata da qualche anno, abbiamo sfruttato la circostanza di avere questa gran quantità di ponteggio. I ponteggi a Duomo costano un'esagerazione. Ho sfruttato l'occasione di averlo qui per completare l'intervento della parte più alta e più impegnativa del Duomo, appunto completando il Tiburio. Quando alla fine del 400 sono arrivati a incrociare le navate principali con quelle del transetto, la proporzione, quasi 20 metri di luce, era talmente ampia che non sapevano come fare a chiuderla questa grande luce. Quindi Ludovico il Moro bandisce alla fine un concorso internazionale a inviti, partecipano tutte le più belle menti, anche Leonardo da Vinci, che però non l'azzecca o forse l'ha azzeccata troppo e in anticipo si tempi anche lì. Comunque insomma le strutture sulle quali interveniamo oggi hanno ancora quel segno chiaro della storia impresso nel loro DNA, e abbiamo ritrovato dei pezzi di muratura che sono straordinari, come dei pezzi di carpenteria meccanica raffinatissimi fatti oggi. La chiesa originaria di Santa Maria Maggiore era dedicata alla Madonna Assunta. L'idea di mettere anche in questo Duomo l'Assunta al vertice della costruzione era già presente fin dall'origine. E perché allora il Duomo in questa storia è dedicato a Maria Nascente? Entrando nel portale principale del Duomo, voi leggete la dedica Marie Nascenti, a Maria che nasce. Perché? Ma perché Gian Galeazzo Visconti, che era sufficientemente prepotente nell'entrare in tutte le decisioni, volle che la Chiesa fosse dedicata a Maria Nascente perché non aveva ancora un figlio e allora aspettava un figlio erede. Ed ecco per questa ragione la dedicazione fin da quel momento fu a Maria Nascente, ma in realtà il Duomo, in tutta la sua vicenda e in tutta la sua decorazione, ricorda più l'Assunta, anche i vari momenti narrativi che abbiamo intorno al Duomo, come il tornacoro dedicato alla storia di Maria, mirano all'Assunzione. Ma fu realizzata solo nel 1774, tra grandi discussioni sulla reale possibilità di mettere sul vertice di questa costruzione così fragile, a 108 metri di altezza, una statua che fosse visibile della Madonna Assunta. La guglia è un elemento straordinario, si comporta come una vela, cioè ha più superficie che massa, quindi le azioni orizzontali alle quali tutti noi ingegneri abbiamo imparato a prestare attenzione in questi ultimi anni, i terremoti faccio per dire, in questo caso essendoci più superficie che massa non spaventano quelle sismiche, spaventano di più quelle del vento, che quassù a volte soffia veramente impetuoso. Poi quando c'è stato da erigere la guglia, eravamo alla metà del XVIII secolo, la Guglia Maggiore, e non sapevano bene cosa sarebbe successo, quindi anche lì hanno chiamato un concorso di uomini illustri, fra i quali Boscovich, un famoso matematico dalmata, insomma,
Qualcuno non voleva, Moscovici con grande rigore invece dimostra la bontà dei calcoli, qualcuno non voleva perché diceva che si sarebbe spinti un po' troppo vicini al cielo e durante le precipitazioni e i fenomeni elettrostatici chissà cosa sarebbe successo alla Terra stessa. Quindi veramente le vicende costruttive del Duomo lette oggi in successione sono anche uno specchio dell'evoluzione del sapere scientifico della fabbrica. Fu alla fine del Cinquecento che si iniziò a progettare la facciata del Tempio, che nel frattempo era stata ricostruita più avanti rispetto alla collocazione originaria, dove era l'antica facciata di Santa Maria Maggiore, che verrà demolita solo nel 1683. Come tanti altri elementi della cattedrale, anche la facciata dovrà attendere molto per arrivare alla realizzazione di un progetto definitivo che si avrà solo alla fine del Settecento. Testimonianza della forte presenza dei Visconti nelle vicende della costruzione del Duomo è il grande sole all'interno del finestrone centrale dell'abside che accoglie la vetrata dell'Apocalisse. Ad una prima occhiata sembrerebbe essere proprio la razza, stemma della famiglia viscontea. Il progetto originale, relativo alla parte scultorea di tale vetrata, fu infatti approvato dal duca. Gian Galeazzo Visconti voleva la razza come espressione del potere della sua famiglia, ma gli architetti di allora non erano disposti a lasciare che ponesse in maniera così forte il suo sigillo sulla cattedrale. Se noi guardiamo dal basso verso l'alto, effettivamente possiamo confonderci e pensare che quella sia una razza, cioè lo stemma dei Visconti. Ma se saliamo a livello proprio di altezza a tu per tu con quell'icona vetrata, in realtà troviamo che è un sole raggiante. La razza quasi scompare dietro la raffigurazione del sole, il sole oriente, il sole vincitore della vita, per la vita, oltre la morte, oltre la notte. Normalmente si pensa alle cattedrali come espressione della Chiesa stessa. Il Duomo non è un ente appartenente alla Chiesa. Il Duomo di Milano appartiene ai milanesi. È Domus Milanesium e non Domus Ecclesiae. È il Duomo che nella sua entità, rappresentata dalla veneranda fabbrica, dà al vescovo latino della città la possibilità di essere usato come cattedrale propria. Una concezione molto moderna di una laicità delle due istituzioni che è presente solo a Milano. Perché? Perché lo spirito milanese, che è creativo, che è pragmatico, che è però anche molto spirituale, è quello di fare. A Milano si fa e il fare di Milano è anche fatto di tanta laicità. Questo vuol dire che i milanesi si applicano, vedono con tanto amore la propria cattedrale e si danno da fare per mantenerla. Sotto di noi sta la Cappella Iemale e precisamente in questa posizione sotto l'altare attualmente vi è lo scurolo di San Carlo. San Carlo, il santo che il cugino Federico Borromeo, più noto forse che non San Carlo proprio per la sua presenza
nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, il cugino Borromeo, questo grande arcivescovo, creò la figura di San Carlo e volle che invece di avere semplicemente un'urna qui davanti all'altare, pensò di fare in quell'ambiente, scurolo è una parola milanese per indicare un ambiente oscuro che sta sotto, come cripta, ebbene lì sta l'urna con i resti di San Carlo, eccetto il cuore. Come si usava allora, alcune parti del corpo venivano mandate in altre località e il cuore di San Carlo si trova infatti nella chiesa di San Carlo al Corso a Roma. Ma il resto del corpo, certo scarnificato, si trova in questo scurolo e qui vicino allo scurolo abbiamo una cripta dove il capitolo quotidianamente si ritrova ancora a pregare per tutta la Chiesa di Milano. L'Ottocento rappresentò per il Duomo un secolo di grande attività. Per iniziativa di Napoleone, con la sua incoronazione a Re d'Italia, tra il 1807 e il 1813 venne intrapreso il lavoro di completamento della facciata. Proseguirono i lavori di costruzione e di decorazione con la realizzazione della maggior parte delle guglie e di molte vetrate istoriate, realizzate con la tecnica del vetro dipinto a smalto. C'è una statua sulla facciata del Duomo, sul balcone sopra il portale centrale e in corrispondenza del finestrone centrale, che ricorda nell'iconografia, nella posa, negli attributi, o potrebbe ricordare e aver influenzato probabilmente l'artista che ha realizzato la Statua della Libertà, simbolo della città di New York. Non si sa se sia vero o sia più che altro una leggenda. È la statua realizzata da Camillo Pacetti, artista di età napoleonica nel 1810, e rappresenta la nuova legge che si contrappone alla statua esattamente collocata nella parte opposta sempre della stessa balconata, che rappresenta invece la legge vecchia, quindi l'Antico Testamento contrapposto al Nuovo Testamento. E la figura femminile panneggiata ha in effetti nella mano destra una fiaccola, quindi esattamente come l'iconografia della Statua della Libertà, ha una corona raggiata, quindi anche in questo caso molto simile all'immagine della Statua della Libertà, reca in mano la croce, appunto simbolo della legge nuova, della legge di Cristo, mentre l'altra statua della legge vecchia ha in mano il libro. Quindi forse le due statue possono in qualche modo aver influenzato, o probabilmente l'artista può averle viste in effetti, ma appunto si tratta forse di una leggenda. Costruito nel 1938, il grande organo del Duomo è un capolavoro di arte e tecnologia, riportato, grazie al recente restauro, agli antichi splendori. L'organo del Duomo, 15.800 canne, l'ottavo più grande al mondo, il secondo d'Europa, ancora perfettamente funzionante. Necessario restaurarlo, non aveva più voce, poco più di €1 milione la spesa, sostenuta anche col contributo di alcuni sponsor privati. Siamo a circa metà dell'opera, un quarto dell'opera. Già restaurata la mostra d'organo e il corpo d'organo cinquecentesco nord, in restauro quella sud. Sarà di nuovo dotato della sua voce meravigliosa, perché gli organi sono macchine complicatissime. Fino all'invenzione della macchina a vapore era tecnologicamente quella più complessa che l'uomo avesse inventato, e ogni cattedrale, ogni collettività voleva averne uno il più grande, il più straordinario possibile, per testimoniare la propria qualità e la propria straordinarietà.
Tutte queste enormi macchine dell'organo sono state infatti realizzate a partire dagli anni 80 del Cinquecento dalla ditta dell'Anteniati e del Valvassori, quando San Carlo Borromeo volle il rifacimento totale della zona presbiteriale e anche lo spostamento e la creazione degli organi monumentali in ottemperanza a quelle che erano le leggi del Concilio di Trento e l'importanza che veniva data ovviamente alla musica all'interno anche delle celebrazioni liturgiche. Gli Antoni seguono quindi un'unica iconografia dedicata a storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sono tele che necessitano ovviamente di interventi di restauro, la loro monumentalità, le loro grandi dimensioni spesso provocano dei danni proprio anche al supporto, alla tela e alla superficie pittorica. Si è trattato davvero di un restauro molto interessante che ha portato alla luce i colori originali, la lucentezza, la leggerezza anche del tratto pittorico. Tutto era molto appesantito da depositi superficiali, da oli, da fumi, dal fumo ovviamente delle candele che aveva provocato un appesantimento dei colori e delle vernici che si erano ossidate, e ovviamente problemi anche legati alla movimentazione di queste tele stavano provocando la caduta della superficie pittorica, quindi si è intervenuto sia nell'ambito della pulitura che nell'ambito del consolidamento. La Cappella Musicale del Duomo di Milano è la più antica istituzione culturale milanese. Attiva ininterrottamente dal 1402, a oggi è tra le più antiche al mondo. Il patrimonio musicale della cappella, di insigne valore artistico e storico, è costituito dalla musica scritta dai suoi maestri nel corso dei secoli sino ai nostri giorni e viene continuamente arricchito. Gaffurio, che è stato uno dei maestri più importanti di questo periodo del XV secolo, che credo che sia del 1480, quindi per 40 anni è stato capo della scuola musicale, che è un gioiello e che adesso noi stiamo rilanciando grazie a Palombella, che è stato alla Cappella Sistina, e quindi già il suo lavoro si vede. Questa cappella ha nell'archivio tutta una sezione dedicata ai maestri di ogni tempo che hanno dovuto lasciare in cappella musicale, quindi poi in archivio, le registrazioni scritte, quindi i manoscritti di tutte le esecuzioni fatte di anno in anno. Anche il figlio di Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, che fu organista nel Duomo di Milano e però preferì passare al teatro. Dopo i primi mesi di lavoro, visto lo stipendio, ha preferito passare al teatro che non rimanere invece sugli organi ecclesiastici. Entrando in Duomo e guardando tutta la ricchezza della decorazione, il visitatore, il fedele, si accorge di una luce che splende su in alto all'abside. È la luce che segna il tabernacolo a 46 metri di altezza, dove è custodito il Santo Chiodo, la reliquia che proviene dai chiodi della croce di Gesù. Il chiodo è documentato per la prima volta nel 1263 in un documento ufficiale dell'amministrazione comunale, tenuto nell'archivio. Da quel momento il chiodo è presente ed era presente nella Basilica di Santa Tecla. Ebbene, fino al 1461 lì rimane il chiodo. Poi nel 1461, con una grande solenne processione, viene portato in Duomo, ma effettivamente rimane una reliquia di poco conto. Fu San Carlo, e siamo nel 1560 e seguenti, a rivalutare la presenza di questo chiodo, soprattutto facendo una processione in giro per le vie della città a piedi nudi durante la peste del 1576-77. Solo che
bisognava custodire questa reliquia perché altrimenti andava a ruba. E si pensò di fare questo tabernacolo proprio in alto all'abside. Per salire occorreva appunto qualcosa di particolare. Quello che abbiamo adesso, questa nivola, che è una specie di nuvola che sale un tempo con argani semplicemente a corde manovrate da forza umana, oggi con motore elettrico azionato sopra l'abside. Ebbene, questa nivola viene dunque utilizzata nell'unica festa in cui il chiodo viene esposto qui in adorazione e viene venerato con delle funzioni particolari in occasione della festa dell'esaltazione della croce. Il 13 settembre, la domenica più vicina a questa data, si fa una celebrazione che dura 3 giorni in cui questo chiodo viene esposto alla venerazione dei fedeli. Portare delle cose pesanti, molto pesanti, fino a 100 metri da terra si capisce che è una cosa complicata e qui siamo nel cuore del sistema che oggi disimpegna questo compito piuttosto oneroso per gli operai della fabbrica. Il terzo dei 3 montacarichi che consentono di portare fino a questa parte pianeggiante i blocchi più pesanti. Pianeggiante, poi di nuovo alla base di quell'altra torre di carico e da lì in qualsiasi posizione, in questo caso del Tiburio. Il meccanismo che governa il trasferimento dei pesi è stato ricertificato e ribrevettato, non si bada a spese in qualche modo, ma l'alternativa è farlo a braccia ed è chiaramente impossibile oggi. Ha una sicurezza di circa 900 kg, quindi quando bisogna portare pezzi molto pesanti, come ad esempio quello, che ne pesa 1100, è il peso di una Panda, è il peso di un'autovettura che dobbiamo far salire fin là in cima e calare dentro l'angusto spazio di un ponteggio. Bene, in quel caso disattiviamo la sicura meccanica, siamo ancora protetti dal coefficiente di sicurezza e passiamo in controllo manuale. L'intelligenza e la responsabilità del personale della fabbrica non è sostituibile da una macchina in ultima istanza. In base alle ispezioni semestrali che si effettuano sulla cattedrale, si aggiornano i piani di intervento e la prima operazione è la valutazione, elemento per elemento, di quali sono i pezzi che possono essere riparati e quali invece devono essere sostituiti e quindi rifatti. Si procede quindi a smontare una parte o la totalità delle architetture nella zona interessata. I pezzi originali da rifare vengono inviati al cantiere marmisti. Da Candoglia, intanto, scende un blocco di marmo adeguato e lì i pezzi vengono ricopiati. Se vi guardate in giro potete notare abbastanza facilmente, proprio all'occhio, quali sono le parti rifatte e quali sono le parti semplicemente ripulite. Abbiamo fatto uno studio con il Politecnico e mediamente dopo 5 anni che sono in opera anche i pezzi più nuovi non si riconoscono da quelli che sono lì più o meno da sempre. D'altronde questa necessità di pulizia non è un vizio estetico, ma è un po' come quando si va a fare l'igiene dentale dal dentista, cioè aiuta a tenere pulito, a prevenire il degrado degli elementi futuri. Le terrazze del Duomo di Milano sono ricoperte da lastre realizzate in marmo di Candoglia, in gran parte collocate dal XIX secolo. Fra tutte si impongono le dimensioni di quella principale, corrispondente alla navata centrale della cattedrale per circa 1530 metri quadrati, alla quota di circa 65-70 metri. Tra i più suggestivi luoghi di Milano, le terrazze del Duomo rappresentano un punto di vista privilegiato e unico sulla città. Le terrazze sono un po' un unicum nel panorama delle cattedrali gotiche, perché il Duomo ha un sistema di doppie volte e questo ha permesso la realizzazione di terrazze percorribili. Stiamo parlando di un percorso e un'area percorribile di circa 8.000 metri quadri che ci permette un affaccio straordinario sulla città di Milano. Va ricordato che le guglie hanno anche una funzione simbolica. Le cattedrali gotiche, con la loro spinta verso l'alto e con queste guglie che sembrano andare a toccare il cielo,
ricordano proprio la ricerca da parte dell'uomo di Dio, la spinta verso il mondo celeste. Le terrazze per lungo tempo sono state popolate davvero da pochissime guglie. È svettata a lungo la sola guglia Carelli sui tetti del Duomo. La maggior parte delle guglie che ci circondano sono infatti state realizzate in tempi relativamente recenti, in particolare nel corso del 7 e dell'800. La grande messe di personaggi ci ricorda come si tratti effettivamente del popolo di Dio che si muove sui tetti del Duomo e va poi a circondare simbolicamente la guglia maggiore con la sua Madonnina. Tra gli elementi decorativi che caratterizzano le terrazze ci sono poi anche tante piccole curiosità, perché soprattutto nei tempi più recenti il controllo anche iconografico non era più forte come nei secoli passati e quindi noi troviamo anche figure che non ci aspetteremmo di trovare sui tetti di una cattedrale e dettagli che ci riportano alla vita quotidiana e al periodo in cui sono state realizzate, come ad esempio alcune delle decorazioni di controfacciata, dove noi troviamo dei simboli degli sport in voga all'inizio del Novecento, il pugilato, un pallone da calcio, l'alpinismo con la corda per l'arrampicata e gli scarponi, sino ad arrivare qui sulla terrazza maggiore con addirittura un ritratto di Primo Carnera, uno dei grandi sportivi appunto dell'inizio del Novecento. All'interno del Duomo di Milano esiste una meridiana solare collocata nella prima campata dopo l'ingresso. Fu costruita nel 1786 dagli astronomi di Brera durante il regno austro-ungarico dei sovrani Maria Teresa e Giuseppe II. La riforma del tempo, introdotta quell'anno, prevedeva di regolamentare l'orario a partire dal mezzogiorno solare e non più, come era avvenuto sino a quel momento, a partire dall'istante del tramonto, cosa che determinò importanti variazioni nelle attività lavorative. Ancora funzionante ai giorni nostri, la meridiana è messa in evidenza sul pavimento da una sottile linea di ottone di 15 mm, ai cui lati sono ben visibili sezioni di marmo che raffigurano i simboli dei 12 segni zodiacali. Siamo nella steccata o cesata di cantiere, cioè il grande magazzino che da sempre, in posizioni diverse, la fabbrica ha avuto bisogno di tenere appoggiato alle fiancate del Duomo, pieno di tutti i materiali che quotidianamente servono per la manutenzione del Duomo. E non è che una piccola parte degli spazi di servizio, perché quelli più interessanti, in qualche modo più curiosi e suggestivi, sono stati scavati all'inizio del XX secolo al di sotto del posto dove ci troviamo e anche al di sotto del Duomo, fra le fondazioni dei grandi piloni. Sono gli spazi che i 50 operai che lavorano tutti i giorni al cantiere Duomo disimpegnano quotidianamente per le funzioni più disparate, dallo spogliatoio all'officina del fabbro, la falegnameria, l'ufficio del capocantiere, i magazzini, il magazzino degli elettricisti, la mensa e tutto quello che serve per tenere quotidianamente in grado di operare una cinquantina di persone. Il Novecento, secolo di guerre e di conflitti, vide l'avvio dei grandi restauri, i primi scavi archeologici in Piazza del Duomo, l'ideale completamento della facciata con la realizzazione delle porte e il secondo restauro eseguito sulla Guglia Maggiore dopo quello effettuato nel 1840. Un terzo restauro ha interessato la Guglia Maggiore e dal 2016 quello del Tiburio e della cupola.
Un cantiere infinito, come tutti i milanesi da secoli ormai ripetono. Guardarsi intorno ed è un piacere dello spirito, perché qui veramente ti invita alla preghiera, senti che c'è qualcosa di diverso che soltanto ogni persona può apprezzare. Entrando in contatto con questa opera straordinaria, la sensazione è quella di confrontarsi con una creatura viva, in cui convivono, in un armonioso e solido equilibrio, due personalità distinte. Quella forte e solenne della grandiosità strutturale, artistica e simbolica. Quella fragile, bisognosa di cure ed interventi su guglie, statue, capitelli, colonne, su cui il tempo, silenzioso e laborioso, lavora incurante di tanta bellezza.